Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi siamo qui a casa della nonna Paola che oggi che cosa ci propone? Che ricetta ci propone nonna Paola? Allora, buongiorno a tutti. Oggi vi propongo le sarde a beccafico. Le ho comprate, ora li pulisco, li lavo, me li sono fatta pulire, le lavo Sì? e vi faccio vedere Come le fa a modo suo? Senza alcuni, sì, alcuni a modo, li faccio vedere come li faccio io, a modo mio. Alcuni li fanno con l'uovo, io uovo non ne uso in questa ricetta. Ora vi faccio vedere il programma, li lavo Sì, e vi faccio sì, vedere. queste sono le beccafico. Sì, Beccafico, sono tutte belle pulite, sì, tutte sì, sistemate così. sì, sì. Ora vengono lavate e vi Va faccio bene. vedere tutto il procedimento. Va bene, va bene. Ora Con la pasta. si lavano e si stendono per ora nella carta qua. Va bene, ora la nonna Paola, e oggi la chiamiamo la nonna Paola, che l'ultima volta abbiamo fatto un video, le ottenze della nonna Paola, la stiamo chiamando non più la signora Paola, ma la nonna Paola, che ieri ha compiuto, la nonna Paola 91. ha fatto 91 anni ieri. Ieri era 16, giusto? 16 di luglio 6 di luglio. del 2022. Oggi siamo il 7, perciò la nonna Paola ieri ha fatto 91 anni. Per chi vuole fare gli auguri, la nonna Paola Ringrazio anticipatamente. ringrazia anticipatamente. Va bene, ora aspettiamo che la nonna Paola pulisce le sarde e poi riprendiamo. Dopo aver lavato le sarde, la nonna Paola, Sì, li metto sistemati in un piatto grande, sì, in un ovviamente abbiamo scolato un pochettino, giusto? pochino. Sì. E ci spruzzo un po' di aceto. Sì, e la nonna Paola ora ci spruzza un pochettino d'aceto Per farli insaporire. per farle insaporire. Si fa il secondo strato. Mancanza di spazio, la cucina è piccolina, perciò ci dobbiamo adeguare a spazio che c'è. Piano piano. Un altro po' d'aceto. E ora? Ora dobbiamo aspettare 10 minuti, un quarto d'ora, così, che si insaporiscono. Va bene, E poi vi faccio vedere il procedimento. va bene. Ora che già ho fatto insaporire le sarde, Sì. ora ho preparato Con l'aceto, ovviamente. Con l'aceto. Sì. Ora ho preparato mollica, formaggio, prezzemolo, aglio. Un misto di mollica, formaggio, prezzemolo, aglio, sale, pepe quando basta, e la farina, pezzettini quello di che serve. formaggio, Tutto le sarde, tutto la quello che mi farina, serve. il sale che poi e Tutto già e la pentola già c'è l'olio. l'olio che fra un po' Tutto quello che mi serve qua. sì. Il pesto. Fra un po' penso che sarà già è acceso, giusto? Abbiamo Sì, acceso, acceso. è quasi in ebollizione, va bene, allora Faccio vedere le sarde come li chiamiamo noi a Catania, sarde a beccafico. sì. Io sono stata una decina di anni allecata
provincia d'Agrigento, che li chiamano sarde mbalavettate, che significa, non lo so, certo non lo so, e li fanno con l'uovo, penso. Sì. Io uovo non ne uso Va completamente, li faccio a modo mio. Va bene, Con la allora speranza imbalavettate che- può darsi che uniti forse loro lo Certo, chiamano uniti, certo, va bene. perché come il formaggio si scioglie, cioè, avviene il... Va bene, lei ora le fa a modo suo, senza utilizzare l'uovo. Va bene, iniziamo, signora nonna Paola. Procediamo. Procediamo, sì. La farina, giusto? Farina sotto. Di sotto. Poi si mette la mollica. La mollica Formaggio, pa ingrattato, per chi più non ce ne conosce la metti, mollica è pa certo. ingrattato. Ovviamente già prezzemolo, prezzemolo, aglio. Tutto qua. Un Sì. pochino li lasciamo. Un pochino. Sì, ora la facciamo vedere meglio la preparazione. Allora di sotto si mette la mollica e la farina, di sotto la farina, di sopra tutto il condimento. Allora una volta che già sono preparati, la nonna Paola le sta friggendo piano piano. Beh, facciamo vedere allora un altro come sta. Allora di sotto all'esterno diciamo della sarda viene impanata nella farina, Farina. poi Formaggio. mette il formaggio o la mollica. Certo, non è una che ce ne metterei, però Vabbè, non è importante. Di dentro così e questo qua, va bene, è già pronto. Va bene, allora aspettiamo che si girano. Quando basta abbasso, alzo un pochettino il gas. quello che fa poco poco. Va bene. Allora aspettiamo ora quando si friggono bene. Ora penso che saranno pronti, signora nonna Paola. Sì, penso che sia pronto. Sì. Si mettono nella così assorbe un pochettino l'olio, i fagioli. Va bene, allora aspettiamo che si friggono. Ecco, qua ci sono le sarde a beccafico senza uovo. Senza uovo, sì, le vedi, Guardate. sono belle, non ci sono per niente, perché il aperte, formaggio perché li fa legare, il esatto, calore. esatto, che sono bellissime. Il calore li fa legare. C'è un buon odore, non si può sentire, però ve lo dico io che c'è un buon odore. Allora, della nonna Paola ci ha regalato un atto della sua ricetta. Ma malgrado il caldo che stiamo crepando a Catania. Va bene, tutto passa, va bene.
Allora, deve aggiungere qualcosa nonna Paola? Devo aggiungere con la speranza che vi piacciono, che insomma... Beh, sono per chi vuole fare così senza uovo, senza come l'ha uovo, fatta... vengono meravigliosi. Con l'uovo a me personalmente non piacciono. Va bene. Poi ognuno li fa come vuole. E queste sono le beccafico a modo della signora, della nonna Paola. Ecco, basta. Va bene, allora avete visto tutto il procedimento e che dire, un saluto da me e della nonna Paola, ci vediamo Buona giornata a tutti, vi ringrazio. e ci vediamo ai prossimi video, alla speranza. Se sono viva. Se sono vivo, va bene. Sono viva. Va bene, allora, Va bene. ciao a tutti, ciao.